Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi, in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero la salute è sempre più in alto, il presidente Astarita striglia la Fossaltese, le crisi di Portogruaro e Giulia, il sindacale per un posto alla luce del sole, il Portogruaro femminile prepara la sfida con la capolista San Marco. Chi è cambiato ha avuto ragione, i risultati hanno detto questo. In Serie D la cura Vinicio Visioli ha già sortito i primi effetti positivi al Careni Pievigina. I trevigiani hanno superato un già drammatico scontro diretto alla Vicontina, agganciando in un colpo solo il treno dei play-out. 3 punti che permettono a mister Visioli di cominciare a lavorare in un ambiente molto più sereno. Per il resto la giornata ha visto l'ennesimo successo del Mestre, gli arancioni si sono aggiudicati il derby con il Calvi Noale, dimostrando una volta ancora di avere una marcia in più. Tiene duro la Triestina che si è imposta sul Belluno, mentre risultati contrastanti per le 2 pordenonesi. Il Tamai ha vinto con il Vigasio, mentre il Cordenons di mister Massimo Mian è caduto pesantemente sul campo del Legnago e aspetta con tanta voglia di riscatto il prossimo turno che li vedrà opposti all'Alto Vicentino. In eccellenza è iniziata nel migliore dei modi anche l'avventura di mister Mauro Tossani sulla panchina del San Donà. I biancoazzurri hanno travolto il Giorgione riportandosi ad un solo punto dalla zona playoff. Il campionato non ha detto nulla di nuovo, con il San Giorgio Sedico che continua a suon di vittorie la marcia in vetta alla classifica. Le inseguitrici Treviso e Liventina ad ogni modo non mollano, nella speranza di trarre i frutti di un eventuale passo falso della capolista. Domenica è in calendario proprio lo scontro diretto tra i bellunesi, primi della classe, e la Liventina, match che potrebbe dare un indirizzo ancora più preciso al campionato. Il torneo di promozione ha visto l'ennesimo cambio al vertice della classifica. Adesso comanda il Vittorio Veneto, andato a vincere sul non facile campo dello Spinea. L'Union Vipo invece è stata fermata dal team biancorossi. Vola il La Salute che ha espugnato il campo di Vazzola, confermando di non essere una meteora ma bensì una realtà ormai consolidata di un campionato dove può recitare fino in fondo il ruolo della grande protagonista, anche se alla vigilia del derby con la Fossaltese che si giocherà in anticipo sabato pomeriggio, i liventini continuano a nascondersi.
Sabato sarà una partita a parte, una partita particolare, aperta a tutti i risultati. Non lo dico per circostanza, ma lo dico perché ho visto la Fossaltese giocare, l'ho visto giocare contro il Portogruaro, li ho visti giocare in altre 2 o 3 circostanze e sono stati molto sfortunati rispetto al gioco che hanno espresso, rispetto alla bontà appunto del gioco che hanno espresso, rispetto anche alle qualità e anche la forza contro gli avversari che hanno dimostrato in campo. Hanno raccolto molto meno rispetto a quello che meritavano e quindi ritengo che sabato sarà una partita molto impegnativa, molto dura. Ovviamente grande attenzione su Della Bianca, avete già studiato un sistema di marcatura particolare? No. Noi, la Fossaltese sarebbe troppo riduttivo per tutta la rosa, tutti i ragazzi e tutti i giocatori che fanno parte della Fossaltese soffermarsi solo su Della Bianca. Io ritengo che abbiano anche altri giocatori di qualità. Sicuramente cercheremo di lavorare sui nostri punti forti e stare attenti alle loro qualità e lavorare sui loro punti deboli. Cercheremo di concentrarci sicuramente su Della Bianca, che è un ottimo giocatore e lo sta dimostrando tutte le sue qualità, però dovremo stare attenti anche a tutta la squadra della Fossaltese e cercare comunque di mettere in campo i nostri concetti e la nostra filosofia di gioco. Domenica con la Vazzolese avete dimostrato una volta ancora di poter recitare a questo punto un ruolo importante in questo campionato. Bisogna dare atto a questi ragazzi che stanno crescendo domenica dopo domenica, stanno facendo un bellissimo campionato che sicuramente va al di là di quelle che erano le aspettative di inizio anno e questo è gratificante anche per la società e anche per noi allenatori, lo staff in generale, perché stiamo raccogliendo i frutti di un ottimo lavoro da parte di tutto lo staff. Il nostro obiettivo rimane quello di salvarci il prima possibile. Se le cose continuassero così, dopo sicuramente potremmo aprirci ad altre eventuali liete sorprese, però per ora siamo concentrati unicamente sul nostro obiettivo. Siamo alla salute con Stefano Guglielmini, forse uno dei giocatori che ha avuto una maggiore crescita quest'anno. Un gol al Portogruaro, il secondo. Adesso arriva la Fossaltese, altro derby, si gioca sempre in anticipo, magari vuoi ripetere la cosa? Insomma, speriamo, però l'importante è che la squadra vinca, siamo riusciti a dare continuità ai risultati anche in trasferta, insomma è importante chi segni, ma l'importante è portare a casa i 3 punti ogni domenica e soprattutto mettere in campo tutto quello che si ha, insomma. L'importante è sempre dare la prestazione, dopo i risultati verranno da sé. Una squadra che era già abituata a vincere, quantomeno per quel che riguarda voi che siete rimasti dello scorso anno. Vi aspettavate di trovarvi a questo punto del campionato su in alto? Sinceramente siamo partiti con l'obiettivo della salvezza e il nostro obiettivo è portare a casa 3 punti ogni domenica. Sappiamo che se ci mettiamo del nostro possiamo farcela, sicuramente non ci aspettavamo di essere in queste zone, però abbiamo visto che se ci impegniamo ogni domenica, come sappiamo, i risultati vengono, quindi noi giochiamo domenica dopo domenica e la classifica la vedremo alla fine. L'importante comunque è partire per salvarsi e dopodiché quello che verrà verrà. La Salute Fossaltese, derby tra 2 squadre che vengono da momenti completamente diversi. I canarini dell'Ivenza, abbiamo visto, lo affronteranno sospinti dal grande entusiasmo, i biancoverdi invece reduci dalla seconda sconfitta consecutiva, maturata tra le mura amiche al cospetto di un Conegliano ritornato invece al successo dopo una serie non brillante di una sconfitta e 5 pareggi. Purtroppo abbiamo giocato una brutta partita e pur non avendo il Conegliano fatto grandi cose, ha meritato di vincere e noi abbiamo meritato di perdere. Per salvarci dobbiamo fare molto di più di quello che abbiamo fatto oggi, insomma. Non si può pretendere che Della Bianca possa cantare e portare la croce, non riceve mai palla. Ma la squadra deve salvarsi, noi dobbiamo salvarci tutti insieme. Nessuno pretende da Stefano che faccia il miracolo. Dobbiamo essere tutti uniti per salvarci, non è che possiamo pretenderlo da una sola persona, quindi dobbiamo assolutamente cambiare registro, ritornare a quelli che eravamo fino a un mese fa, però insomma noi la nostra caratteristica è quella di avere il coltello tra i denti, insomma. Oggi non l'abbiamo avuto, non l'abbiamo fatto e quindi è giusto anche il risultato, insomma.
Dobbiamo solo prendere lezione da questo per cambiare registro, perché, ripeto, in questa maniera non andiamo molto lontano, dobbiamo assolutamente rimboccarci le maniche e stringere i denti e ritornare a quelli che eravamo un mese fa, assolutamente. Mister Orato è squalificato, dunque lasciamo al team manager il compito di commentare un po' questa vittoria. 1-0 ha sbloccato all'inizio, si recrimina per quanto riguarda la formazione locale un presunto fallo sul portiere, tutto da vedere. In ogni caso poi insomma voi avete legittimato con una gara corta e nel primo tempo insomma potevate già chiuderla anzitempo. Guarda, dal punto di vista dell'arbitraggio noi decidiamo di non prendere posizione mai, crediamo di subire o di ricevere situazioni dagli arbitri, ma alla fine non facciamo mai valutazioni di questo tipo. La squadra, dal punto di vista tecnico, io ho visto che si è comportata come il mister aveva chiesto in settimana, perciò abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità, non abbiamo rischiato niente a parte all'ultimo secondo, su un po' di stanchezza da parte nostra. Come dicevi tu, si poteva chiudere sicuramente il primo tempo se avessimo avuto un po' più di determinazione. Siamo contenti soprattutto dell'atteggiamento della squadra, perché alla fine il mister, pur essendo distante a noi in panchina, è riuscito a trasmetterci in settimana tutto ciò che lui voleva e la squadra si è comportata proprio esattamente come lui ha chiesto. Siamo molto contenti di questo, speriamo che tutto ciò possa continuare, adesso ancora di più che il mister la settimana prossima torna in panchina. E se in casa del Conegliano si è ritornati a sorridere, un'altra delle pretendenti al salto di categoria, il Portoguaro, è in preda ad una crisi ormai conclamata. 3 sconfitte ed un pareggio nelle ultime 4 partite hanno fatto scivolare i Granata ben lontano dalla zona playoff. Mister Alessandro Gallina cerca di far quadrato attorno alla squadra, ma in riva all'Emene l'aria che tira si è fatta ormai pesante e lo scontro diretto proprio con i trevigiani in programma in questa giornata potrebbe risultare decisivo per le sorti del tecnico. Sicuramente è così, su certi aspetti paghiamo qualche infortunio, qualche squalifica, giustamente abbiamo una rosa di giocatori e a volte all'allenatore possono essere delle scelte in più, per cui che dire e che fare, bisogna andare avanti, bisogna curare chi non è in condizioni in questo momento, ok? E recuperare al più presto quella mentalità, quella voglia che abbiamo tuttora, che però insomma ci dia qualche risultato superiore, ecco, di giocarcela, ecco. Non è successo niente, si va avanti, giustamente i campionati non si vincono qui a novembre o non si arriva dentro i playoff a novembre, insomma, quando sarà aprile-maggio valuteremo il tutto, ecco. Risalire in fretta alla china è dunque fondamentale per il Portoguaro e questa necessariamente passa anche attraverso un'organizzazione di gioco corale che non punti solo e soltanto ai colpi dei singoli per risolvere le partite. Il tempo non manca, ma la concorrenza per un posto nei playoff però è agguerrita. La stessa Robeganese passata a Portoguaro, adesso ad un punto dal quinto posto, si pone di diritto per il ruolo dell'outsider. Adesso dobbiamo cercare continuità, dobbiamo andare avanti, finire questa giornata il meglio possibile, ricaricarci il girone durante dicembre e ripartire per un campionato diverso come è sempre di solito il giorno di ritorno. Stiamo raccogliendo meno, anche se non stiamo facendo benissimo nel girone d'andata, però ripeto, oggi era una partita delicata contro un avversario altrettanto che arrivava da 3 sconfitte e un pareggio, quindi per noi è stato importante e sono molto contento per il rendimento e per come è venuta la vittoria. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portoguaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto.
Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. Ed in riva all'Emene c'è un'altra squadra alle prese con una pesante ed inattesa crisi. Si tratta della Giulia Sagittaria, che in prima categoria era partita con i presupposti di giocarsi un posto nei play-off, mentre adesso deve fare i conti con la realtà di dover lottare per emergere dalla zona play-out, nella quale è precipitata dopo la sconfitta di domenica scorsa. Comunque massima fiducia a mister Fabio Piva. Eccoci a parlare della Giulia Sagittaria con mister Fabio Piva e ad analizzare purtroppo un momento veramente negativo della squadra, che non riesce più a vincere da 5 partite a questa parte, dove ha inanellato 4 sconfitte e un pareggio, e soprattutto non riesce più a segnare gol. Cosa sta succedendo? Buonasera a tutti intanto. Niente, succede che in questo momento i ragazzi hanno un blocco psicologico che li porta a fare errori che non sono normali nel calcio, però ci può stare. Questo però comporta appunto un punto in 5 partite ed è troppo poco. Questo vuol dire che dobbiamo lavorare. E se serve lavorare ancora di più, perché in questo momento ci gira un po' tutto storto e le cose semplici diventano difficili, e quando ci si abitua a perdere poi è dura risalire. Dunque ce la stiamo mettendo tutta, la società sta facendo tutto il possibile per cercare di mettersi in condizione di dare il meglio. Questi ragazzi hanno un attimino di blocco psicologico perché fanno le cose fatte bene e ci manca solo l'ultimo passaggio per il gol, e questo condiziona un po' tutto, insomma, ecco questo. Sicuramente bisognerà tornare sul mercato qui a dicembre, perché è evidente, insomma, la mancanza di una punta centrale. Sì, ne abbiamo parlato con la società, stiamo valutando alcune persone, stiamo valutando alcune scelte da fare, perché l'aspetto economico non è indifferente, e di conseguenza adesso vediamo che sviluppi avrà il mercato in questi 10-15 giorni, perché sicuramente qualcosa dovremo fare. È una situazione comunque, direi, inattesa. Sì, diciamo di sì, perché all'inizio non avrei pensato mai di essere in questa situazione dopo 11 partite. Sicuramente la squadra non era attrezzata per vincere il campionato, non lo è tuttora, ma questo non vuol dire che trovarsi quintultimi dopo 11 partite è paradosso. Dal fatto di essere la miglior difesa del campionato con il terzo peggior attacco la dice tutta, ecco, dove abbiamo le nostre mancanze. Non è solo dalla parte offensiva, si vince, si perde in 11, di conseguenza la colpa è di tutti, però siamo la miglior difesa, subiamo pochissimo, è un momento che ci gira veramente tutto storto. Becchiamo un tiro in porta, ci fanno gol, e noi tra gol annullati, rigori sbagliati e gol sbagliati possiamo veramente inanellare una serie di errori che hanno dell'incredibile, ecco. La fortuna è che al momento la società vi lascia lavorare ancora tranquilli. Sì, è una gran fortuna, perché la società ha capito il momento, ci sta supportando, ci sta aiutando, ci sta dando una mano come meglio può, e infatti colgo l'occasione anche per ringraziare tutto lo staff mio, la società in toto, perché ce la stanno mettendo tutta, ci lasciano lavorare tranquilli, e non in tutte le società è così, dunque mi ritengo fortunato in questo momento, e se servirà lavoreremo ancora di più per dare a questa società i meriti che ha e la felicità che merita, perché non è giusto che la Giulia si trovi in queste posizioni di classifica, per il gioco che fa e per il blasone che ha. Giulia Sagittaria a parte, che se la vedrà a Milano al cospetto della Forte Milanese, match che riporta indietro agli anni d'oro nerazzurri, quando vincendo proprio con i bianconeri misero in cassaforte la storica promozione in Serie D.
La prima categoria ha visto tutte le prime 4 ribadire la propria forza, aggiudicandosi scontri che hanno incominciato a scavare un certo solco tra le maggiori accreditate al salto di categoria ed il resto del gruppo. L'11ª giornata si preannuncia ancora più pirotecnica, vedendo l'intero vertice incrociarsi in scontri diretti più che mai incerti. Il Caorle, reduce dal successo con il Cavallino, se la vedrà in trasferta con il Marcon, mentre l'altra capolista, il 90, sarà di scena sul campo dei cugini del Fossalta Piave in un derby d'alta quota. In seconda categoria la scorsa giornata destava parecchio interesse per la presenza in calendario degli scontri diretti tra le prime della classe Pramaggiore e Treporti e tra l'accoppiata inseguitrice Ponte Crepaldo e Musile 1000. Tutto si è risolto in un nulla di fatto, anche se il pareggio tra Treporti e Pramaggiore non è stato ancora omologato per la presenza tra le file lagunari di un giocatore tesserato irregolarmente che, se confermato, potrebbe cambiare il vertice della classifica. Al momento ne ha tratto vantaggio il Bibione, che dopo 2 battute d'arresto consecutive è ritornato al successo con il Cainiga, riportandosi a 3 lunghezze dalla vetta. In coda sta diventando sempre più drammatica la situazione di Cesarolo e Vigor. I cintesi, ai quali il cambio di allenatore sembra non aver giovato, sono stati travolti per 6-0 dal San Stino, mentre la lotta per evitare i play-out appare più che mai incerta. Fatica lo Jesolo, il Ceggia invece, che domenica sarà sul campo della capolista Pramaggiore, si è preso un prodino andando a vincere proprio contro il Cesarolo. Non riesce ancora a decollare il Burano, mentre resta sempre a galla il Telio Veneto, che ha imposto il pari ad un sindacale in crescita che ormai ha abbandonato le zone a rischio della classifica. Sì, come già sull'ultimo incontro che abbiamo fatto io e te ne avevamo parlato, le prime partite erano contro squadre di vertice, squadre che erano candidate all'alta classifica. Noi eravamo una squadra completamente nuova, completamente molto nuova, però vedevamo già dei risultati di gioco e di prestazioni già in quelle prime partite, dove i punti non avevamo raccolto per vari motivi e anche un po' per sfortuna, diciamo così. E quindi eravamo fiduciosi di poter intraprendere un cammino che è quello che stiamo intraprendendo adesso. Ciò non toglie che le difficoltà è un campionato molto equilibrato, tolte le prime di vertice, il resto insomma è quello un po' in questo momento in fondo alla classifica, il resto è molto equilibrato, quindi se ti ricordi anche l'anno scorso parlavamo di questo aspetto, 3-4 punti in più ti trovi in zona playoff, 3-4 punti in meno ti trovi in zona playout e la psicologia conta molto. Noi in questo momento stiamo bene psicologicamente, meno fisicamente. Domenica abbiamo giocato in 11, mancavano entrambi i portieri, quindi siamo riusciti a fare un pareggio e nonostante tutto probabilmente qualcosina in più poteva, anche se abbiamo raccolto il pareggio all'ultimo momento, dal punto di vista del gioco forse qualcosina in più potevamo fare, ma alla fine siamo stati contenti ed orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Devo ringraziare i ragazzi, è merito loro, perché comunque domenica è stata veramente una partita soffertissima e abbiamo portato a casa quella continuità di punti, di rendimento, di prestazione che ci deve far ben sperare per il futuro. Domenica si va a San Stino, non è uno scontro diretto per la zona playoff, ma comunque sono 2 squadre che l'hanno nei propri sogni. Sì, sono 2 squadre che possono, noi come loro possiamo dire qualcosa di positivo, di importante in questo campionato, e proprio per questo è la partita che mi piace di più fare in questo momento, perché comunque vorrebbe dire poter confermare quanto di buono abbiamo fatto, sia per noi che per loro può valere questo, perché siamo credo 2 squadre senza pretese di fare chissà che campionato, ma di fare comunque bene, di essere l'ago della bilancia magari di alcune altre posizioni di classifica. Sono quelle squadre che come vorremmo essere noi. Il Sastino lo è già da tempo, noi stiamo cercando di diventarlo, quella squadra che pian pianino cresce, e loro sono una buona realtà, in questo momento sono sopra noi, ci piacerebbe avvicinarla e magari superarla col tempo, insomma. In terza categoria sono stati rispettati gli equilibri sin qui dettati dal campionato, con la conseguenza che si sta sempre più scavando il solco in classifica tra le prime 3 ed il resto del gruppo. Comanda sempre la Giussaghese, che ha liquidato il Meolo, inseguita da Annonese e San Giorgese, andati a vincere rispettivamente con le trevigiane Evolution Team e Cessalto.
Il Villanova invece è caduto a sorpresa sul campo del Lido Jesolo, regalando ai litoranei la prima vittoria stagionale. E per il calcio femminile siamo in compagnia di Albulena Gasci, fantasista del Portoguaro calcio femminile, capocannoniere e anche recentemente convocata nella selezione regionale Under 23 che dovrà partecipare al torneo delle regioni. Dunque Albulena, è la prima volta che vieni convocata in una rappresentativa regionale veneta, quali sono le tue sensazioni? Sì, è stata una grande soddisfazione e quando giocavo con la Tisana ho già fatto la rappresentativa Under 15 ma col Friuli ed è stata una bellissima esperienza. Spero che anche sto anno si ripeta questa bellissima esperienza e speriamo che vada a buon fine. Ecco, con te e altre tue 4 compagne di squadra è un segnale importante per tutto il calcio femminile di Portoguaro. In rappresentativa sì, ci sono altre 4 ragazze, 4 miei compagni di calcio che sono Serena Battiston, Maddalena Mascarin, e la Giulia Pavane e la Marta Zoia. È un segnale importante perché significa che noi abbiamo le qualità e le carte in regola per giocare e per vincere il campionato. Gli obiettivi nostri sono uguali a quelli che avevamo stabilito l'anno scorso, il nostro obiettivo è quindi vincere questo campionato e abbiamo le carte in regola per farlo. Ecco, abbiamo detto sei una fantasista, 5 gol realizzati in campionato, la tua specialità sono i calci di punizione. Sì, i calci da fermo per me sono molto importanti perché la maggior parte dei gol che faccio e che ho fatto anche l'anno scorso sono stati dal calcio di punizione. Speriamo di continuare così e di fare molti gol. Natali kosovari, però sei italianissima a tutti gli effetti, quindi penso che anche il tuo sogno sia poi, come tutti quanti gli italiani, di indossare la maglia azzurra. La nazionale per me sarebbe un sogno e io ce la metterò tutta per raggiungere questo sogno che ho fin da piccola, perché portare la maglia azzurra è un'emozione incredibile. Speriamo che pian piano e anche col passare degli anni questo sogno si potrà avverare. Ed eccoci qui con mister Rudy Moro, siamo alla vigilia del match clou della giornata, del scontro diretto con la prima in classifica, con il San Marco Trieste. Certo non sarà una sfida decisiva perché siamo solo appunto nel girone d'andata, però andare a fare il risultato con una squadra di questo lignaggio indubbiamente per tutto il gruppo costituirebbe una notevole iniezione di fiducia. Assolutamente sì, ci giochiamo il primo posto qui al Mecchia, dobbiamo riscattarci della sconfitta in Coppa dove abbiamo perso 6-1, quindi ci sarà un motivo in più per buttare qualcosa in campo. Ci teniamo a far bene perché appunto vale il primo posto e anche se è solo il girone di andata ci teniamo a essere lì davanti. Ecco, una squadra, il San Marco, che in effetti guardando i risultati ha dimostrato di essere uno scalino sopra tutte quante le altre. Sì, assolutamente sì, quello che abbiamo visto in Coppa è una squadra compatta con 3-4 elementi sicuramente di categoria superiore, però noi l'abbiamo affrontata a inizio stagione con molte ragazze impegnate ancora nella stagione estiva, quindi adesso abbiamo recuperato tutto il gruppo e secondo me abbiamo la possibilità di giocarcela alla pari. Tatticamente che partita ti aspetti? Tatticamente so che loro sono bravissime con i 2 esterni alti e hanno questo trequartista che giocava col Chiavis, molto forte, quindi noi cercheremo sempre il nostro modulo, sappiamo che loro ci attaccheranno sugli esterni, noi siamo molto più compatti centralmente, però avendo una difesa stagna come ho visto domenica, nonostante il test non sia stato dei più attendibili, secondo me abbiamo le carte per mettere in difficoltà. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo.
Dotaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Dotaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Dotaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.